appartenenza. Fulvio Bernardini, ispettore superiore in servizio presso la squadra mobile, sezione criminalità organizzata. Bene, grazie. Prego, mistero. Allora, inevitabilmente, diciamo, anche in coerenza con la produzione documentale che ho appena fatto e che fornisce il legame tra una indagine più ampia e quella che poi è oggetto del presente procedimento, le chiederei innanzitutto di partire facendo comprendere al Tribunale come è nata questa indagine, che poi si è sviluppata nei confronti di Carfagna e Franco in particolare, più altre posizioni, qual è stata la vostra attività diciamo, di intercettazione e non solo, quindi procediamo poi piano piano a ricostruire quelli che sono stati i vari riscontri che sono stati effettuati. Sì, le indagini che abbiamo sviluppato, che abbiamo fatto nei confronti del dirigente, dottor Francantonio, che in quel periodo assumeva la carica di dirigente del commissariato di PS Lido di Roma, del commissariato di Ostia e di Carfagna Mauro, in realtà hanno origine, come appunto è stato accennato, da un'altra attività di indagine, ovvero quella relativa al procedimento penale 47412 del 2015, ed era quella un'attività di indagine incentrata su un sodalizio criminale che operava su Ostia Lido e che riguardava per la maggior parte appartenenti alla famiglia Spada. Peraltro quell'attività di indagine ha poi ha condotto all'operazione di polizia giudiziaria denominata Eclisse, che proprio attualmente è in fase di discussione dibattimentale presso la Corte d'Assise. Nell'ambito di quella attività di indagine ad un certo momento si evidenzia la figura di Carfagna Mauro. Si evidenzia come gestore di diverse sale da gioco ubicate sul territorio di Ostia Lido e sempre con riferimento a quell'attività di indagine la figura di Carfagna si caratterizza per il fatto di essere sostanzialmente un soggetto subordinato alla famiglia Spada, e in particolare si distingue la figura... Presidente, mi scusi, credo che siamo un po' fuori dal capo di imputazione, o meglio, concordo sulla domanda del pubblico ministero rispetto, come dire, all'inizio dell'indagine, ma a riferire di circostanze che sono al vaglio del dibattimento in altro processo credo che non sia ammissibile. Perché quando il test riferisce la posizione del Carfagna come subordinato alla famiglia Spada, non ritengo né che sia oggetto del capo di imputazione, né tantomeno a mia memoria c'è una sentenza che accerti questo. Quindi ritengo che almeno questa parte, come dire, valutativa del test possa essere estromessa. Ma sì, no, nel senso, al di là della valutazione, i dati oggettivi. No, perché voglio dire, la correlazione, a prescindere dal fatto che su quello c'è un procedimento che sta correndo, ma in realtà, Presidente, non è affatto indifferente rispetto al tema decidendum, perché nella imputazione di corruzione, e lo vedrà, nell'imputazione di corruzione, una delle attività, come dire, che sono la contraprestazione del dirigente nei confronti del suo corruttore fa riferimento alla frequentazione, uso questo termine, come dire, un po' neutro, alla frequentazione di un appartenente alla famiglia Spada delle sale giochi. Ora, in realtà il legame tra Carfagna e alcuni appartenenti alla famiglia Spada è un legame che è oggetto di prova, perché rientra in una delle condotte
agevolatrici e elusive, diciamo, di quelle che sono, di quello che era la necessità di un accertamento di fatti da parte di entrambi gli imputati, quindi non è eccentrico. Bene, prego, Sì, vada avanti. infatti io volevo solamente poi arrivare ad un appartenente in particolare alla famiglia Spada, ovvero Spada Ottavio, detto Marco, perché, come dirò più avanti, poi è una figura importante nell'ambito di una vicenda che è quella che ha riguardato un controllo amministrativo eseguito l'11 gennaio del 2016 all'interno di una delle sale gioco del Carfagna, quindi il preambolo era solamente per arrivare a questo appartenente in particolare dalla famiglia Spada. Comunque, nell'ambito di quell'attività, si è evidenziata la figura del Carfagna, per cui attenzioniamo questa persona, attenzioniamo questo soggetto e con attività tecniche, e quindi monitoriamo le sue utenze telefoniche. Nel contesto di questa attività specifica, quindi quella fatta nei confronti del Carfagna, ad un certo momento emergono rapporti con il dirigente, il dottor Franco Antonio del commissariato di Ostia, e peraltro noi conoscevamo già il soggetto Carfagna Mauro in relazione ad altre indagini, comunque non voglio entrare nello specifico. In particolare il Carfagna era gestore, come ho accennato, di diverse sale da gioco, segnatamente quella ubicata in via delle Canarie, quella ubicata in via Paolo Orlando, solitamente nel corso dell'attività tecnica indicata come la stazione, quella della stazione, la sala da gioco sita in via Carlo Bosio e quella sita in via della Tolda. Scusi, sempre per completare questa sorta di leggenda anche per i momenti successivi, queste 4 sale a lui riferibili avevano nomi diversi? Sì, assolutamente. Quella di via delle Canarie Star Vegas, quella di via Paolo Orlando Lucky Break, quella di via Carlo Bosio Star Games e quella di via della Torda Game Station. Quindi, come detto, nel contesto di questa attenzione, di questo monitoraggio, è emersa la figura del dirigente Franco, e contestualmente, come ho accennato, è emersa anche la figura per la maggior parte, per quanto riguarda la sala di via delle Canarie, come ho detto, di Spada Ottavio detto Marco. Sostanzialmente i rapporti che poi si sono evidenziati sono stati caratterizzati sotto una molteplicità di aspetti. In primis la frequentazione da parte del dirigente delle sale da gioco del Carfagna per motivi appunto riconducibili proprio al gioco e quindi all'utilizzo degli apparecchi installati all'interno delle sale, e oltre ovviamente a quella vicenda che ha riguardato, e che poi dirò più avanti, la locazione dell'appartamento in via Paolo Orlando 52, sempre sul territorio dello Stalito. Sempre nel contesto di questi rapporti poi è emersa una caratteristica, ovvero una sorta di continua disponibilità da parte del dirigente a risolvere, ad interessarsi di una serie di problematiche che nel corso dell'attività tecnica sono emerse, avere appunto il Carfagna Mauro. Quindi, per riassumere con dei punti sostanzialmente,
questo tipo di rapporto sono emerse diverse vicende che appunto hanno riguardato, come ho detto, la locazione in primis dell'appartamento di via Paolo Orlando, l'interessamento del dirigente che è consistito in una sorta di delazione in relazione ad un controllo amministrativo che stava per essere eseguito da personale del commissariato presso la sala giochi del Carfagna, in particolare quella di via delle Canarie, dove in quel momento peraltro era presente proprio Spada Ottavio detto Marco. L'interessamento finalizzato a evitare che uno sfratto esecutivo venisse appunto eseguito con riferimento ad un immobile di interesse del Carfagna e anche ad tutta un'altra serie di interessamenti che ad esempio il curare una pratica che ha riguardato il rilascio di un passaporto in relazione al quale vi erano alcune difficoltà, passaporto di cui aveva bisogno il suocero del Carfagna, De Santis Michelangelo, oppure interessamento finalizzato a risolvere una problematica che riguardava una licenza amministrativa di interesse di un amico del Carfagna, e quindi c'è stato anche questo interessamento evidenziato dall'attività tecnica anche nei confronti di soggetti. Presidente, chiedo scusa, io sto sentendo la relazione che più che una relazione mi sembra un riassunto e dei voli pindarici da una parte all'altra, e credo che la domanda sia stata di riferirci delle attività di indagini, dico bene? Però scusi, se lo fa finire, perché no, io sto facendo una questione per non farlo finire, non è che, perché sennò non mi sarei alzata, no? Sto facendo una questione perché non voglio che continui a relazionare come sta facendo, perché mi sembra che l'ufficiale di PG stia partendo da delle conclusioni, come se fossero poi dei risultati di attività di indagine, che tra le altre cose alcuni non sono nei capi di imputazione, senza dirci che tipo di attività sono state fatte. Però diamogli un attimo di tempo, mi pare che l'indagine sia complessa, credo che il Ministero abbia tutto l'interesse a approfondire punto per punto poi, per cui adesso sta facendo un quadro d'insieme, almeno così ci pare di aver inteso, dopodiché immagino che così non ha molto senso, il Ministero stesso chiederà specificazioni su ciascun punto, credo. Sì, no? Però adesso è il primo test che sta facendo un inquadramento. Questo, se posso permettermi, perché era questo anche l'indicazione proprio per rendere più intellegibile la questione. Lui in questo momento sta riassumendo per punti quelli che saranno capitoli diffusi in cui si andrà ad argomentare, come dire, sulla base di elementi probatori precisi, punto per punto. È una sorta di, come dire, anticipazione, l'elenco telefonico dei temi da provare. Non è sì, ma io volevo solo, e vorrei che venisse, lo faccio perché venga registrata la mia opposizione, che non si partisse dalle conclusioni che tra le altre... Il Ministero è libero di impostare come crede il suo esame su un'indagine molto complessa, avvocato. Però ecco, quelli che non sono compresi nei capi di imputazione, io eviterei che ha già riferito di 2 o 3 punti che non sono compresi nel capo di imputazione. Forse ci dobbiamo intendere. Beh, io ho fatto la mia questione, poi allora io faccio la mia scusi, ha fatto i rapporti vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, no, era infatti andiamo avanti. Allora, quindi avevamo la passaporto e tutti, diciamo, le frequentazioni. Sì, era per delineare appunto chiarissimo. Tanto poi questi interessamenti riguardo a determinate situazioni che poi verranno affrontiamo singolarmente. Esatto. E tra questi, come ho detto, importante è il controllo a cui ho fatto riferimento, quello dell'11 gennaio.
Poi ci saranno anche altri interessamenti in riferimento a molti altri controlli che... E ci arriveremo, perché voglio dire, tutti, esatto. li affronteremo tutti. Questo era solo il menù. Allora, andiamo alle pietanze. L'attività, oltre ad essere stata eseguita con appunto sistemi tecnici, quindi intercettazioni telefoniche, ha riguardato, è stata fatta anche con attività di osservazione diretta, sempre fatta da personale della squadra mobile, e peraltro con riferimento a quest'ultima attività, sulla base delle risultanze acquisite, è stato informato l'ufficio della Procura che ha, in relazione a taluni comportamenti, assunto delle proprie decisioni e per alcuni comportamenti è stato poi aperto un ulteriore procedimento penale. Lo menziono solamente, che è quello 59.872/15. Sì, quindi che sono sulla base sostanzialmente voi stavate facendo i pedinamenti nell'ambito di questa indagine, questi pedinamenti poi hanno occasionato quel fascicolo là. Sì, che ha riguardato l'utilizzo dell'autovettura, i falsi, eccetera. Perfetto. Benissimo. Mentre nel contempo si continuava a effettuare le intercettazioni. L'attività di intercettazione. Perfetto. Allora, quindi abbiamo come dire, fatto una panoramica di esordio e adesso andiamo a declinare nel dettaglio i singoli, capitoli. Allora, la prima questione, che è essenziale ed introduttiva e in qualche modo è servente rispetto a tutte le altre, è quello che lei ha riferito, la frequentazione. Chi è? Presidente, se fosse, ovviamente ho già anticipato il tema al pubblico ministero, prima di entrare proprio in questa fase di dettaglio, che ovviamente postulerà, immagino, l'avvocato Capozzoli per la difesa Franco, che postulerà ovviamente l'utilizzo delle informative di PG e connesse, trattandosi l'indagine, vertendo su un volume di materiale intercettivo che abbiamo anche riscontrato poi nella richiesta di trascrizione. Le trascrizioni ad oggi, Presidente, non fanno parte del fascicolo processuale, non risultano ancora depositate. Quindi ovviamente io pongo al collegio il tema che i riferimenti che immagino in questo dettaglio che di qui a poco vi sarà di richiamo del contenuto delle intercettazioni sarà basato ovviamente sui brogliacci. Non abbiamo ovviamente gli esiti della trascrizione che ci consentano di verificarne e quindi io chiedevo e ovviamente sollecitavo il collegio a consentire eventualmente, laddove necessario e laddove vi fosse uno scarto tra il contenuto dei brogliacci e di quanto ovviamente narrato dal... Sempre avvocato. Perfetto, semplicemente era opportuno se comunque... Se risulterà una discrasia... La mia è una mozione d'ordine di eventualmente consentire, tra virgolette, poi l'eventuale riesame del testo alla luce del contenuto delle trascrizioni. Non credo che entrerà molto nel dettaglio il pubblico ministero, no? Farà una... No, serviranno alcuni passaggi per tenere il filo rosso. Perfetto. Se ci saranno delle discrasie lo richiameremo. Visto e considerato che non ci sono le trascrizioni, ritenevo opportuno. Non c'è dubbio. Perfetto, grazie. Allora, dicevamo, primo tassello, le frequentazioni, e poi ci dirà pure anche con quale intensità le frequentazioni da parte del dirigente pubblica sicurezza di quel territorio delle sale gioco del Carfagna, gestite dal Carfagna, la frequentazione sua, sia del Franco che di altri eventuali appartenenti alle forze dell'ordine. Sì, la frequentazione del dirigente del Carfagna Mauro, come ho accennato, è caratterizzata da diversi aspetti. Uno di questi, senz'altro, è quello della frequentazione delle
sale del Carfagna proprio per motivi attinenti al gioco. E sono diverse no, una precisazione. Lei prima ha detto che sulla base di alcuni servizi di OCP che avete svolto nei confronti di Franco, poi questi servizi sono stati anche oggetto di ulteriori procedimenti. E in questo, per peculato e quant'altro, ma d'altronde ho prodotto anche l'immediato e anche la sentenza. In quel caso Franco che tipo di autovettura utilizzava nella, diciamo, quella che è stato oggetto del procedimento separato? Utilizzava un'autovettura Smart assegnata formalmente al commissariato Lido di Roma per il reimpiego in attività di polizia giudiziaria. Perfetto. Allora, se primo elemento, poi ovviamente produrrò anche quei verbali per quanto attiene la riferibilità a questo tema. Nei servizi di OCP avete anche verificato, come dire, delle soste o delle frequentazioni delle sale gioco di Carfagna utilizzando come veicolo di trasporto infatti a quello avrei fatto riferimento dopo a questo aspetto, no, ma le medesime annotazioni poi in realtà sono stati utili in ragione di quello che poi è diventato quel procedimento penale, quei fatti, in ragione poi della frequentazione delle sale da gioco e del utilizzo, comunque il recarsi presso l'abitazione di via Paolo Orlando, quindi vanno utilizzati sotto sono utili, per affermare più circostanze specifiche. No, mi scusi, ma questa era l'introduzione per dirle il dirigente, oltre a questa autovettura, lasciamo perdere come dire, l'uso improprio, proprio quello è oggetto di un altro procedimento, utilizzava anche un'autovettura di servizio, e se sì era accompagnato da autisti, da persone che le facevano la pista. Poi giusto per capire come si spostava sul territorio. Nell'ambito della frequentazione delle sale da gioco, perché sono emerse situazioni in cui appunto veniva utilizzata l'autovettura di servizio e quindi con personale avente quella funzione appunto di autista per recarsi presso le sale da gioco e in alcune circostanze l'autista all'autovettura di servizio, cioè l'autista a bordo dell'autovettura di servizio attendeva fuori della sala da gioco. Perfetto, e sempre per chiudere, in modo tale che abbiamo anche un'indicazione per futuri testi e non, qual era il personale che solitamente effettuava servizio di autista al dirigente? I dipendenti del commissariato che sono emersi appunto ricoprire quella funzione, quell'incarico, quindi di autista al dirigente, Ardovini Emiliano, l'assistente Ardovini Emiliano e l'altro dipendente Cristiani Daniele, che peraltro poi è stato sentito, ma questo serve solo per come dire, presentare quelli che sono i soggetti che poi in qualche modo a cui si farà riferimento nel caso di specie. Va bene, perfetto. Fatta questa premessa, vediamo quali sono le evidenze di queste frequentazioni. Quindi appunto nel contesto di questo argomento specifico delle frequentazioni delle sale da gioco sono state intercettate diverse conversazioni telefoniche. Vorrei premettere che nel corso dei colloqui sostanzialmente quasi mai il dirigente veniva chiamato appunto con il nome e col cognome, ma si faceva riferimento al dirigente usando o un acronimo di CP, per esempio, oppure veniva chiamato come il capo della polizia, oppure il comandante, oppure il dirigente o commissario.
raramente o quasi mai, insomma, comunque veniva chiamato come dirigente dottor Franco Antonio. Come detto, sono state intercettate alcune conversazioni che hanno riguardato la sua frequentazione e anche quella dell'Ardovini, in effetti, delle sale da gioco per questo motivo. Una prima conversazione è stata intercettata il 16 settembre del 2015, è una conversazione avvenuta tra Carfagna Mauro e Sagliocco Francesco, detto comunemente Franco, chiamato con la diminutivo di Franco. Ecco, questo Sagliocco bisogna un attimo presentarlo, visto che è la prima volta che, diciamo, Sagliocco compare. Francesco è un dipendente del Carfagna, solidamente addetto alla sala da gioco di Via delle Canarie, è un formale rappresentante, poi vedremo che il discorso dei rappresentanti verrà fuori più volte, sì. Esatto, comunemente vengono chiamati nel corso delle conversazioni preposti, in realtà la dicitura è rappresentante, cioè colui che appunto rappresenta il titolare. Poi lo spiegheremo, esatto. Anche questa vicenda, diciamo, di tipo di polizia amministrativa ricorre nei diversi controlli amministrativi che sono stati fatti nei confronti delle sale comunque quindi è un collaboratore, uno stretto collaboratore, sì, un dipendente, un collaboratore del Carfagna. E in questa conversazione appunto si parla dell'andamento della sala, comunque della movimentazione di denaro nella sala da gioco e nell'occasione, ripeto, questa è la prima conversazione della quale apprendiamo appunto la frequentazione del dirigente nelle sale da gioco, viene fatto riferimento appunto al fatto che in quella giornata il commissario abbia giocato. E poi magari darò i riferimenti alla fine. Forse conviene dire subito il numero del progressivo, così come è più comodo. Sì, no, conviene dirlo subito. E allora stiamo parlando del RIT 6244/15 che fa riferimento all'utenza del Carfagna, e il progressivo è il 5072. È una conversazione, come ho detto, Si dà subito anche la corrispondenza del RIT, che utenza è, fissa, cellulare, che cos'è? Le utenze io non le ho annotate, perché poi credo che ci sia personale verrà appositamente che dirà tutti i riferimenti, RIT, utenza, intestatari, utilizzatori. Sì, conviene, cioè l'idea era non perdere traccia della conversazione e poi dopo facciamo... E come ho detto, è una conversazione del 16 settembre delle 21:50. Conversazioni sempre attinenti a questa questione vengono registrate anche il 30 settembre e il 6 ottobre. La prima conversazione è delle 21:41, è una conversazione tra Carfagna e Ardovini Emiliano. Ardovini Emiliano in quel momento si trova alla stazione, ovvero alla sala da gioco di via Paolo Orlando. Si apprende che si è dovuto allontanare sostanzialmente dalla sala giochi di Via delle Canarie in ragione delle persone, degli avventori che in quel momento erano presenti in quella sala, perché erano persone non gradite, testualmente vengono definite mondezza, e quindi Carfagna si rileva che il Carfagna invece si sta recando in quella sala e che lì dovrà incontrare appunto il dirigente. A quel punto, appreso ciò, il Carfagna avvisa il dirigente di questo fatto e quindi di quanto appreso precedentemente dall'Ardovini circa la presenza di queste persone e quindi sostanzialmente non si reggono più in quella sala, e nell'occasione
il Carfagna viene messo a conoscenza circa la possibilità che il dirigente possa comunque mandare qualcuno a verificare chi siano queste persone. Da un'ulteriore conversazione Però ci dai progressivi di entrambe, no? Ah sì, chiedo scusa Presidente, sì. Parliamo sempre del RIT 6244/15, il progressivo 8720 E quello dopo. e 8721, stesso RIT. Il fatto che anche l'Ardovini sia un appartenente che è solito frequentare le sale da gioco emerge da una successiva conversazione registrata sempre il 6 ottobre alle 19:31. Questa è una registrazione che viene effettuata sull'utenza in uso a Pergola Roberto, un noto pregiudicato, conosciuto, peraltro anche egli coinvolto nell'altro procedimento penale, cioè stiamo parlando sempre del procedimento madre dal quale ha origine questo procedimento. È una conversazione che viene fatta con una dipendente del Carfagna, Alfieri Daniela, perché sostanzialmente si fa riferimento ad una persona che frequenta la sala da gioco e che viene indicata come appartenente alle forze dell'ordine e questo viene sostanzialmente confermato. Si rileva che è un particolare già a conoscenza del Pergola e viene confermato anche dalla donna per averlo appreso dal Sagliocco, che è un dipendente della sala di gioco, come ho detto, di Via delle Canarie. E si fa riferimento a questo appartenente alle forze dell'ordine come l'autista del capo della polizia, e ho detto prima che l'Ardovini svolgeva proprio quella funzione. Peraltro, a scanso di equivoci, durante tutta l'attività tecnica non è mai emerso che l'altro autista, Cristiani Daniele, frequentasse le sale da gioco. Questa conversazione, come ho detto, è un altro RIT, perché il RIT che è relativo all'utenza in uso a Pergola Roberto è il 5649, sempre del 2015, e il progressivo è il 664. Particolare è un'altra conversazione, che è quella registrata il 7 ottobre, quindi il giorno successivo. Sostanzialmente da questa conversazione, che avviene sempre tra Carfagna, Ardovini e Emiliano, si rileva che sia l'Ardovini sia il dirigente, che in questo caso viene chiamato appunto con l'appellativo del capo, non con ovviamente il nome e il cognome, in quel momento si trovano presso la sala da gioco Game Station, che è quella di Via della Tolda, e si stanno per spostare nella sala gioco di Via delle Canarie. Questo perché in quel momento il Carfagna si trova a Roma, si rileva dalla conversazione che si trova a Roma. Loro si stanno spostando da una sala all'altra perché hanno constatato che gli apparecchi da gioco che sono in Via della Tolda sono inutilizzabili perché sono stati staccati. E quindi è evidente che lo spostamento da una sala all'altra, trovandosi il Carfagna a Roma, non è assolutamente per incontrare il Carfagna, no, perché questo aspetto poi verrà fuori analizzando altre situazioni che poi vedremo. Sul discorso della inutilizzabilità degli apparati da gioco c'è giusto due parole da dire. Ad un certo momento dell'indagine emerge che il Carfagna ha dei problemi economici, quindi si trova in una situazione debitoria
e tra i soggetti che vantano dei crediti vi è la società HBG, che è la società concessionaria degli apparecchi da gioco. Questo perché non ha ricevuto il dovuto in percentuale dell'incasso, insomma c'è una questione di rapporto appunto tra mancati pagamenti tra il Carfagna e questa società. In conseguenza di questi mancati pagamenti è capitato più volte nel corso delle indagini che la società HBG concessionaria interrompesse i collegamenti con le macchine e quindi per tale motivo in più o meno brevi periodi le macchine erano inutilizzabili. Ecco il riferimento all'inutilizzabilità delle apparecchiature emersa in questa conversazione telefonica. Per questo motivo che i due si spostano nell'altra sala. Questa è la conversazione di cui al RIT sempre 6244/15, il progressivo è il 10.465. Il fatto che effettivamente si siano spostati nell'altra sala, quindi nella sala di Via delle Canarie, si rileva poco dopo, a una successiva conversazione, quella intercettata alle 20:05, perché sostanzialmente si rileva una chiamata fatta da Ardovini Emiliano a Carfagna Mauro affinché venga contattata Bova Marina, che è un'altra dipendente del Carfagna. Perché sostanzialmente si chiede al Carfagna di intercedere, di autorizzare la dipendente a prestare del denaro per poter giocare. In quel caso vi è una risposta negativa da parte del Carfagna in ragione dell'incasso che si trova in quel momento appunto nella cassa della sala e per il fatto che gli apparati ancora non sono le casse che si trovano materialmente all'interno dell'apparato da gioco non sono state scaricati. Questa è la conversazione di cui al progressivo 10.488, sempre del RIT 6244. Singolare è anche un'ulteriore conversazione telefonica, quella registrata il 16 ottobre successivo alle 19:16 tra il dipendente Sagliocco e Carfagna Mauro. Perché si rileva la presenza, in questo caso viene chiamato con il nome di battesimo Antonio, all'interno della sala. Nell'immediatezza il Carfagna non comprende chi sia l'Antonio, a chi sta facendo riferimento il Sagliocco, e per far comprendere di chi si tratti effettivamente viene portata a conoscenza che sostanzialmente di Antonio se ne conosce soltanto uno, cioè quello che se vuole dà e revoca. Ora, tale affermazione è chiaro che è in riferimento alle funzioni svolte dal dirigente, poiché sappiamo benissimo che il commissariato di Ostia è, al di là dell'ufficio superiore, cioè della divisione di polizia amministrativa della questura, è territorialmente la massima autorità in tema di polizia amministrativa, e quindi il riferimento è proprio alle licenze amministrative che riguardano appunto le sale da gioco. Poi tanto abbiamo altre intercettazioni che in qualche modo collegano questo Antonio più avanti, no? Sì. Nella stessa giornata, certo. Dalla stessa conversazione si rileva che il dirigente ha vinto, ha fatto una vincita agli apparecchi da gioco e quindi deve essere pagato, però non vi è denaro sufficiente in cassa per poter pagarlo, quindi
che cosa accade? Che questa telefonata che ho appena detto è relativa al progressivo 13.269, sempre parliamo del RIT 6244, come ho detto è del 16 ottobre 1916. Quindi che cosa accade? Che c'è la necessità di reperire il denaro per pagare la vincita al dirigente, e quindi Sagliocco Francesco chiama pochi minuti dopo, alle 19:20, un'altra dipendente che poi è anche la sua compagna, Vaglia Giuliana, comunemente chiamata nel corso dell'intercettazione, insomma, con il nome di Giuliana, e la Vaglia viene portata a conoscenza che di lì a poco arriverà Antonio e dovrà consegnare a quest'ultimo 200 euro. Anche in questo caso, in prima battuta, la donna non comprende chi fosse l'Antonio, cioè a chi sta facendo riferimento in quel momento il Sagliocco, e quindi viene avvisata del fatto che tanto appena lo vedrà arrivare capirà di chi si tratta. Con tutto ciò, subito dopo invia il Sagliocco alla Vaglia un messaggio SMS scrivendo commissario, e queste due conversazioni sono riferite al progressivo 2030 del RIT 6766 e al progressivo 2031 del RIT sempre 6766, che è il RIT relativo all'utenza in uso a Sagliocco Francesco. Subito dopo, parliamo sempre di qualche minuto dopo, sono registrate ulteriori conversazioni tra Carfagna e Sagliocco. Sostanzialmente il Carfagna si lamenta per il fatto di aver fatto brutta figura di fronte al dirigente, perché il Sagliocco l'ha chiamato quando era presente il dirigente, di aver fatto brutta figura per non essere riuscito a pagarlo, e che peraltro il dirigente stesso aveva tentato di contattare personalmente il Carfagna, ma non era riuscito a mettersi in contatto con lui. Queste conversazioni sono quelle relative al progressivo 2043 del RIT 6766, chiedo scusa, al progressivo 2044, stesso RIT 6766, e i progressivi, che sono i tentativi di chiamata del dirigente, 13.264, 13.265, 13.266, 13.267, 13.268 del RIT sempre 6244. Sempre in relazione a questa vincita, il 19 ottobre, quindi qualche giorno dopo, viene registrata un'ulteriore conversazione tra Sagliocco Francesco e Carfagna Mauro, perché sostanzialmente si dà spiegazione di un biglietto che era stato rinvenuto all'interno della sala di Via delle Canarie, dove c'era scritto Antonio 400 commissario, quindi è strettamente collegata alla vincita, perché 200 euro li aveva ricevuto da Giuliana e 400 euro evidentemente sono stati presi da un'altra cassa di un'altra sala da gioco. Sempre con riferimento il numero del progressivo? Sì, chiedo scusa. Il progressivo è il 2805 del RIT 6766. La telefonata è del 19 ottobre delle 13:46. Sempre nel contesto, appunto, ovviamente dell'abitualità delle frequentazioni delle sale da gioco, l'attività tecnica ha consentito di registrare un'ulteriore conversazione, quella del 27 ottobre seguente,
delle ore 20:42. Questa è una conversazione che è avvenuta tra Sagliocco Francesco e Roberta, che è una dipendente sempre di una sala del Carfagna. Si parla genericamente dell'affluenza dei giocatori, insomma di come è andata la giornata in sala, la gestione della sala, e in questo caso viene fatto riferimento appunto al fatto che in quel giorno il comandante ha giocato anche una cospicua somma di denaro che quantificano intorno ai 1.000 euro. Il fatto che il comandante appunto si è appurato nel corso dell'attività che il riferimento era chiaramente al dirigente Franco, che il comandante era solito anche impiegare cospicue somme di denaro, emerge da una telefonata delle 23:19 del giorno 27, quindi dello stesso giorno, qualche ora dopo, perché praticamente è una conversazione avvenuta tra Carfagna e il dipendente Sagliocco Francesco, e praticamente emerge che il dirigente si è recato in diversi locali, però ha trovato in taluni di questi gli apparecchi staccati, sempre per il discorso che erano stati interrotti i collegamenti, e viene fatto riferimento al particolare che il comandante ha giocato una somma pari a 1.000 euro in circa 2 ore. Viene usato anche un termine insomma un po' colorito, il comandante si è sfragnato, ovviamente in romanesco, per dire che insomma ha usato, non è andata benissimo. Anche in questo caso il discorso di essersi recato in diverse sale constatando l'inutilità degli apparecchi, il discorso a cui ho fatto cenno prima, cioè che sovente venivano interrotti i collegamenti. Senta, queste due telefonate bisogna dire i progressivi. Queste due telefonate, e allora il progressivo, la prima, quella tra Sagliocco e la dipendente Roberta, è il progressivo 4225 del RIT 6766, e quest'ultima invece è il progressivo 15898 del RIT 6244. Come ho detto, sono diverse le conversazioni che attestano la frequentazione del dirigente per motivi connessi al gioco, e anche con impiego di somme non irrisorie, diciamo così. E a tal proposito è stata registrata e da segnalare la conversazione del 18 dicembre 2015, è una conversazione delle 23:04 tra Carfagna e Ardovini Emiliano. Viene fatto riferimento al particolare che in questo caso il comandante sta sotto, ovvero è in perdita, e che nel corso della giornata è la quarta volta che impiega, che fa puntate da 500 euro ciascuna, 500 euro ogni volta. Questo è il progressivo 25.521 del RIT sempre 6244, che è il RIT relativo a Carfagna Mauro. Cioè che vabbè, sì, poi l'espressione sì, no, perché lei ha detto ha giocata, vabbè, comunque tanto l'espressione l'abbiamo vista. L'espressione utilizzata dei 500 in questo caso? Sì, va a giocare 500 euro a botta. Sì. Quindi non necessariamente la singola giocata, il singolo pacchetto di giocate. Sì. Puntate da 500 euro. Tanto la conversazione sta là. No, non è la puntata. Signor Carfagna, lei deve stare silente, bravo. Ecco. C'è un continuo brusio, sarà che amplificato dal microfono disturba un po' anche noi. Devo dire la verità, se abbassate la voce o girate il microfono, grazie.
Diciamo significativa è anche la conversazione del 21 dicembre 2015, è una conversazione registrata alle 21:39 tra Carfagna sempre e Ardovini Emiliano. Sostanzialmente si rileva l'intenzione del dirigente di recarsi presso una delle sale del Carfagna, sarebbe stata intenzione del dirigente di recarsi presso una delle sale del Carfagna, ma avendo constatato ancora una volta il fatto che le macchine erano spente in quel momento, l'Ardovini aveva accompagnato a casa regolarmente il suo dirigente. Tuttavia rimangono d'accordo affinché venga avvisato, ovviamente dal Carfagna, nel momento in cui le macchine avrebbero ripreso a funzionare. Questa conversazione il progressivo è il 25.861, sempre del RIT 6244, e come ho detto è del 21 dicembre. Il fatto che Carfagna effettivamente avvisi il dirigente che le macchine sono tutte state riattivate e quindi è possibile giocare, lo si rileva qualche giorno dopo, ovvero il 24 dicembre, la conversazione di riferimento è la 26.936, sempre del RIT di Carfagna, il 6244. In questa conversazione viene registrato un particolare un po' significativo, perché nella parte finale il dirigente viene messo a conoscenza dal Carfagna che alcune macchine della stazione, macchine si intendono ovviamente gli apparecchi da gioco, alcuni apparecchi installati presso la stazione e quindi presso la sala di via Paolo Orlando, praticamente sono definiti gonfi, carichi, che sta a significare che è diverso tempo che non elargiscono vincite, e quindi il dirigente viene invitato a passare l'indomani perché il Carfagna potrà verificare come stanno messe queste macchine materialmente e verificare se potrà girare la maniglietta, quindi con l'evidente scopo di eventualmente favorirlo in qualche modo nella vincita, perché il presupposto era che queste macchine era tempo che non davano vincite, che non pagavano. Tant'è che il giorno seguente il riferimento è il 1030 del RIT 1744/16, è una telefonata dell'8 aprile delle 16:36. Effettivamente il giorno seguente c'è una conversazione viene intercettata una conversazione tra Carfagna Mauro e la compagna De Santis Raffaella, dalla quale emerge l'effettiva presenza del dirigente presso la sala di via Paolo Orlando, la sala della stazione, tant'è che si rileva in realtà sono due colloqui delle 12:19 e delle 12:20, si rileva appunto che è presente l'autovettura del dirigente e che lo stesso verrà avvisato dalla De Santis che il Carfagna si sta recando sul posto, appreso che il dirigente è in quella sala. I riferimenti sono il progressivo 828 e 829 e il RIT è il 1980/16, come ho detto tutte e due del 9 aprile. La frequentazione delle sale da gioco, peraltro, è stato prima accennato al fatto che contestualmente all'attività tecnica è stata eseguita anche, seppur per un breve lasso di tempo, qualche giorno, un'attività di osservazione e di pedinamento nei confronti del dirigente stesso. Quindi le circostanze emerse dall'attività tecnica
appunto Tanto le dico che poi chiederò la produzione di queste annotazioni che sono dei servizi di pedinamento. sì, se faccio riferimento, ci indica le date, così. certo, do i riferimenti perché appunto confermano sostanzialmente, abbiamo detto che queste annotazioni hanno attinenza a diversi argomenti, Sì. comunque anche a questo qui, e faccio riferimento all'annotazione del 31 ottobre del 2015, del 2 novembre, del 5 novembre, del 12 novembre, del 13 novembre. Sono tutte afferenti a frequentazioni, per darne un senso, Sì, sono il passaggio che ci interessa, sì, perché io poi l'annotazione... posso anche magari menzionarne qualcuna, per esempio nell'annotazione del 13-11 del 2015 si dà atto appunto che il dirigente, tra le altre cose, era alla guida dell'autovettura Smart, la targa Presidente, Empoli Ancona mi 796. perdoni, non so se abbiamo attivato il microfono, mi perdoni, l'avvocato Cimatti per Carfagna. Non ho compreso se queste annotazioni relative ai pedinamenti e osservazioni di cui sta riferendo il testimone siano state eseguite da lui o si tratti di annotazioni a sua firma. Questo non l'ho compreso. Se lui comunque ha coordinato questa certo, attività, Se l'ha quindi... questo era, come dire, interessante comprendere. Noi abbiamo coordinato i servizi. Noi, lei. Sì, parlo della squadra, io e la squadra, è un'equipe che ha eseguito questa attività di indagine. No, non mi riferivo alle indagini in senso lato, mi riferivo alle osservazioni e ai pedinamenti. Per ovvi motivi il personale che ha eseguito necessariamente non poteva essere quello della mia squadra, appunto. Quindi si tratta di annotazioni che non sono a sua firma, questa era la domanda. Sì, che non Sì, sono ma allora, mia però, Cepita è scusate, io un'informativa che ha sottoscritto l'informativa, lui, io no? questo, Mi pare. questo, io ogni tanto si apprendono nuove norme. Allora, premesso che le annotazioni che afferiscono a un servizio di OCP sono per giurisprudenza costante, e sfido financo la CEDU a sostenere il contrario, sono un'attestazione di un'attività irripetibile che sono acquisibili al fascicolo del dibattimento. Li produrrò tutti, ovviamente in maniera ordinata, per evitare di inondare Detto questo, l'annotazione, quindi un fatto storico appreso dalla polizia giudiziaria, viene a confluire in un atto a firma anche dell'attuale teste che compendia tutta l'attività. Io voglio sapere perché sono proprio incuriosito, sulla base di quale norma processuale il teste non può riferire il contenuto di questa annotazione. No, perché voglio dire, non si finisce mai di imparare, ma... Ho spento il microfono. Via. Allora, siamo all'OCP 13 Del 11. 13 novembre, sì, giusto per non leggerle tutte, magari una No, più ma questa, significativa. per esempio, questa tanto le produciamo tutte, ma questa qui è significativa per una circostanza anche temporale, mi sembra, no? Prego. Allora, appunto, è stato notato il dirigente alla guida della vettura Smart targata Empoli Ancona 797 LE, quella a cui facevamo riferimento prima. È stato notato recarsi in via della Marina, dove c'è una ulteriore sala da gioco. È stato notato il dirigente accedere all'interno della sala e trattenersi al gioco, agli apparecchi da elettronici per circa 6 ore, fino alle 23:25. Va bene, È stato notato uscire per poi brevi è tutta una intervalli, serie. recarsi al bancomat, prelevare del denaro e poi fare rientro. Comunque, insomma, sì, questo è il contenuto delle annotazioni. Delle annotazioni, poi lo vedremo, ma era giusto, come dire, a titolo esemplificativo. Sostanzialmente, per concludere questo argomento, le circostanze che sono emerse dalla
attività tecnica, peraltro, io ovviamente assolutamente non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni rese, ma con riferimento alla frequentazione, con riferimento al impiego comunque di somme, diciamo, di una certa entità al gioco, sono state anche suffragate da un collaboratore di giustizia, Gibilisco Antonio, e ripeto, non voglio assolutamente entrare nel merito delle dichiarazioni, voglio però vorrei fare alcune precisazioni su un personaggio, ovvero su Santa Maria Giuseppe. Santa Maria Giuseppe è un soggetto che perlomeno da quello che è emerso dall'indagine, per un breve periodo ha lavorato presso le sale da gioco del Carfagna, soprattutto, perlomeno ripeto da quello che è emerso dall'attività tecnica, in orari notturni. Lui lavorava anche presso un parcheggio lunga sosta sito nei pressi dell'aeroporto di Ciampino, e in particolare, che non me lo ricordo, il parcheggio Best Parking di Via dei Laghi. Ovviamente dico questo in relazione appunto alle dichiarazioni del collaboratore, però è importante perché fa riferimento al fatto che al di là che dopo, allora un passo indietro, il 29 luglio noi diamo esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Roma, appunto dell'ordinanza di custodia cautelare per il Carfagna in carcere e per il dirigente agli arresti domiciliari. Vengono fatte ovviamente contestualmente delle perquisizioni nella sala da gioco di Via della Tolda, la Game Station. Viene rinvenuto anche una fotocopia del documento di identità di questo Santa Maria, e questo ovviamente lo dico non perché è importante il fatto ma con riferimento alle dichiarazioni, con una ricevuta del bancomat spillata. Importante è perché è attinente ai rapporti tra il Carfagna e il dirigente, la conversazione perché tra l'altro noi abbiamo intercettato il Santa Maria. È importante la conversazione avvenuta il 21 gennaio del 2016, è una conversazione intercettata alle 17:55 tra Santa Maria e Buzzi Alessandro. Buzzi Alessandro è un altro dipendente del Carfagna, e poi vedremo, andrà così preso in esame per un'ulteriore vicenda riguardante i controlli i controlli amministrativi fatti nelle sale. Perché è importante questa conversazione? Perché nel corso di questa conversazione viene fatto riferimento ad una circostanza, ovvero che l'amico del Carfagna in polizia è caduto. Perché è importante? La conversazione è del 21 gennaio. Il 21 dicembre del 2015 è stata notificata da noi, ma ovviamente emessa dall'ufficio di procura, un'informazione di garanzia che è quella relativa a quel procedimento di cui si parlava prima, quello per cui c'è anche la sentenza di condanna, perfettamente. E, a seguito di questa informazione di garanzia, il dirigente dapprima sostanzialmente ha perso la carica di dirigente del commissariato di Ostia, successivamente è stato posto in posizione di disponibilità presso la questura di Lucca, dove poi è stato definitivamente trasferito. E quindi è
proprio a questo particolare che viene fatto riferimento nella conversazione, dicendo che l'amico del Carfagna in polizia è caduto. Perché questo? Sempre in ragione della conoscenza anche di terze persone, vedasi il Santamaria e vedesi il collegamento con il collaboratore, dei rapporti che erano in essere tra il Carfagna e il dirigente. Poi lo vedremo anche in altre interlocuzioni, intercettazioni telefoniche con Ci altre sono persone. anche qualche altra qualche conversazione in cui terze persone fanno riferimento all'amico, a questo, insomma. Ok, a questo questo rapporto. Agli estremi di questa? Sì, dunque. 21/1/2016, 17:55. Allora, il 21 gennaio 2016, 17:55, il progressivo è il 21:59 del RIT 7938. Che è di Santa Maria. È di Santa Maria, sì, adesso glielo confermo, ma sì, è di Santa Maria, Era perché intercettato ovviamente noi Santa intercettavamo Maria. Santa Maria e non Certo. certamente Buzzi. Quindi Poi, sostanzialmente, sostanzialmente sì. questa parte la possiamo ritenere definita per quanto attiene come dire, le frequentazioni. Sì, poi ovviamente poi, sì, il no, ma fatto del Santa Maria, dei rapporti, sono conversazioni, ma insomma, no, da quel vabbè, punto non di è, vista credo che sia sufficiente per inquadrare, come dire, la relazione e la frequentazione. A questo punto passiamo al secondo capitolo. Abbiamo detto che ho riferito che uno degli aspetti fondamentali dei rapporti tra il Carfagna e il dirigente erano appunto quelli relativi alle frequentazioni per motivi di gioco. Vi è un'altra vicenda che l'attività tecnica ha portato alla luce, importante, che riguarda un appartamento ubicato sul territorio di Ostia Lido, e stiamo parlando dell'appartamento sito in via Paolo Orlando 52. Anche in questo caso c'è da tenere presente che solitamente nel corso delle conversazioni il dirigente veniva chiamato con i medesimi diciamo così, appellativi, CP, capo della polizia, eccetera. Difficilmente si trovano conversazioni nel corso delle quali viene chiamato con nome e cognome. All'inizio di questa vicenda ovviamente si ha contezza del fatto che Carfagna stia cercando un appartamento. Non si ha immediatamente contezza che l'appartamento necessita invece al dirigente Franco. Le prime conversazioni, per introdurre un po' l'argomento, poi dirò le singole conversazioni. All'inizio ci sono una serie di conversazioni che sostanzialmente riguardano la trattativa, perché al dirigente necessitava un appartamento secondo certe caratteristiche e soprattutto a certi prezzi di locazione. Quindi vi sono delle conversazioni in cui inizialmente si rileva un accordo affinché una parte venga pagato dal dirigente, una parte venga pagato dal Carfagna. Poi dopo, nel corso dell'attività, emergerà, tra l'altro suffragato anche dall'attività fatta alla fine, cioè attività di escussione, vedremo che emergerà che seppur con notevoli ritardi, al canone di locazione vi ha provveduto personalmente il Carfagna Mauro. Una prima
conversazione che appunto riguarda questa vicenda è quella del 15 settembre 2015. È una conversazione registrata alle 14:28 ed è una conversazione avvenuta tra Caffagna e il dirigente Franco. Do subito il riferimento, altrimenti me lo dimentico poi. È il progressivo 4458, il RIT è il 6244. Come ho detto all'inizio, sostanzialmente si discute del canone di locazione richiesto dal proprietario dell'appartamento, che chiede 800 euro mensili. Sono considerati eccessivi e quindi si discute di questo fatto. Emerge l'intenzione, tra l'altro, la necessità del dirigente di avere un appartamento secondo certe caratteristiche, ovvero non troppo grande e che comunque stia su Ostia, e che non si ha intenzione di utilizzare l'alloggio di servizio di cui dispone, perché ovviamente non si vogliono far conoscere aspetti della vita privata sul posto di lavoro. Questo perché? Perché gli alloggi di servizio di pertinenza del commissariato di Ostia si trovano nel medesimo comprensorio e quindi l'accesso agli alloggi di servizio necessariamente implica un accesso cioè davanti all'entrata del commissariato, nel comprensorio del commissariato, e quindi evidentemente davanti al piantone, insomma, diciamo così. Esattamente, si passa davanti al corpo di guardia. In un primo momento c'è la disponibilità a pagare un canone intorno ai 500 euro e si prende in considerazione anche di reperire un soggetto, un proprietario di appartamenti che magari su Ostia abbia una seconda casa che possa essere locata magari per i mesi invernali a prezzi bassi, poi magari liberare nei periodi estivi, ovviamente, perché chiaramente i canoni di educazione diciamo così, sono più alti. Quindi già dalla prima conversazione emerge in maniera chiara la destinazione di questo appartamento, cioè per finalità assolutamente private e non riconducibili a motivi di servizio, motivi istituzionali. Quindi dalla successiva conversazione poi emerge la disponibilità, o meglio, visto che non c'è alcuna intenzione da parte in un primo momento del proprietario dell'appartamento di scendere sotto a una certa cifra, c'è la disponibilità da parte del Caffagna a pagare una parte del canone di locazione, tant'è che il dirigente viene informato che il prezzo sarebbe sceso a 350 euro, cosa che assolutamente non corrisponde al vero, perché appunto in più occasioni era stato fatto presente dal titolare, e poi vedremo, questo sarà confermato dall'attività di escussione proprio del proprietario, appunto a scendere sotto gli 800 euro richiesti. Tra l'altro il fatto che la destinazione dell'appartamento sia per motivi assolutamente privati emerge poi da conversazioni, come dirò più avanti, dirette fra il dirigente e il proprietario stesso, perché viene fatto riferimento alla riconsegna delle chiavi, al trasloco per portare via gli effetti personali che evidentemente erano stati posti all'interno dell'appartamento. Sostanzialmente le trattative come avvengono? In linea di massima
è il Carfagna che conduce le trattative per raggiungere un accordo su questo canone, e lo fa attraverso il Sagliocco, che è colui che per lo più è in contatto con Scardaci Alessandro. Scardaci Alessandro è il mediatore immobiliare che è a sua volta in contatto con il proprietario, perché cura appunto l'interesse del proprietario, nel senso procaccia clienti, perché il proprietario ha più appartamenti da locare, e quindi fa quest'opera per conto del proprietario, che è Bellia Renato. Quindi se vogliamo, intanto indichiamo queste conversazioni, perché ovviamente queste conversazioni vanno lette tutte insieme, perché nella fase dinamica della trattativa con i personaggi a cui lei ha fatto riferimento. Intanto allora andiamo a indicazioni dei innanzitutto c'è da segnalare quella del 16 novembre delle 11:58. È una conversazione avvenuta tra Carfagna Mauro e Sagliocco Francesco, come detto solitamente chiamato con il diminutivo di Franco, perché si discute proprio della necessità di abbassare questo canone di locazione in considerazione di un particolare, o cioè che bisogna tener conto che il destinatario è un personaggio, cioè è una persona comunque di un certo prestigio. Però lo stesso Sagliocco rappresenta alla Carfagna che non c'è nessuna intenzione del titolare di scendere sotto il prezzo richiesto, e questa è la conversazione avente progressivo 47,74. Il RIT è il 62,44 come ho detto del 16 settembre del 2015. Nella successiva conversazione avvenuta il 20 settembre, il progressivo è il 6031, sempre del RIT 6244, è una conversazione intrattenuta tra il Carfagna e il mediatore immobiliare Scardaci Alessandro. Scardaci Alessandro è l'amministratore unico della società Scardaci Real Estate SRLS, appunto, con la quale opera, e qui appunto si rileva la possibilità, l'opportunità comunque di proporre al proprietario di scendere a 600 euro, cosa che poi vedremo non avverrà. Di questi 300 euro c'è la disponibilità del Carfagna, come accennato, cioè di questi 300 euro 350 si propone che appunto li pagherà il dirigente, mentre al resto provvederà il Carfagna. Vengono registrate ulteriori conversazioni, sempre che riguardano queste trattative, sono quelle del 20 settembre, del 22 settembre, del 24 settembre, del 24 sono due in particolare, delle 19:11 e delle 19:16, e del 28 settembre, e fanno riferimento sempre a RIT 6244. I progressivi sono il 6034, il 6654, il 7294 e il 7298, e il progressivo 9 però del RIT 6766. Sostanzialmente si prende in considerazione, dalla prima conversazione avvenuta tra Carfagna e Scardaci, di proporre al titolare, al proprietario, di scendere a 700 euro.
tenuto conto anche in questo caso, viene messo in risalto il fatto che il destinatario è un dirigente e che quest'ultimo pagherà invece per i 4 mesi 350 euro. E questo, come detto, arresto provvederà il Carfagna, che potrà, è un'eventualità che viene presa nel corso della conversazione, potrà rientrare di un qualcosa facendo fare una fattura a suo nome, certamente a nome di una delle società da lui gestite. Viene sottolineato il fatto che non gli è contestato, non l'ha fatto, se no era un altro, se era un articolo 8. Non è sì, infatti ho detto viene preso in considerazione. Poi paga proprio cash. Esatto. Un particolare che emerge è che ovviamente di questa sorta di spartizione della locazione comunque al dirigente ne deve essere data notizia, ma in maniera così molto superficiale, senza entrare proprio nello specifico, perché appunto si vuole comunque, per ragioni che vengono definite di delicatezza, non metterlo troppo al corrente di quelli che sono poi gli accordi che vengono presi tra il Carfagna e lo Scardaci, di conseguenza con il proprietario, ovviamente, perché poi lo Scardaci si interfaccia con il proprietario. Viene concordato un appuntamento nella conversazione a cui ho fatto cenno, quella del 24 settembre, tra Carfagna e il dirigente, perché appunto si viene informato il dirigente che questa trattativa è in continua evoluzione, sono tante le conversazioni in questo senso, e quindi si accordano per un incontro, per un aperitivo in via Paolo Orlando, nella sala di via Paolo Orlando, dove anche il dirigente si sta recando. Quindi atteso ciò, il Carfagna si mette in comunicazione con lo Scardaci, ed è la telefonata di cui al progressivo 7298 a cui ho fatto cenno prima, perché si vuole che anche lo Scardaci sia presente a questo incontro e sostanzialmente si vuole proporre come ultima cifra quella di 750 euro come canone di locazione, di cui 350 appunto pagati dal dirigente. Effettivamente poi l'importo di 750 euro è il canone che verrà accettato, come vedremo successivamente, dal proprietario Bellia Renato come canone definitivo appunto di locazione. E peraltro la conferma del raggiunto accordo avviene, cioè si rileva da una conversazione avvenuta tra Scardaci e Sagliocco, che è quella appunto di cui al progressivo 9 del RIT 6766. L'accordo che emerge in definitiva il 1° ottobre, ed è la telefonata di cui al progressivo 502 del RIT 6766, è che il mese di settembre curerà il pagamento del canone il dirigente, mentre per i successivi pagamenti vi provvederà il Carfagna. In occasione di questa conversazione si rileva che lo Scardaci si sta recando proprio su indicazione del Carfagna presso la sala da gioco dove è presente Sagliocco. Sagliocco è il formale rappresentante per la sala di Via delle Canarie, quindi è sostanzialmente quasi sempre presente, e si sta recando in quella sala per ritirare l'affitto appunto di 750 euro. C'è sorpresa da parte di Sagliocco per questo fatto, cioè per il fatto che Scardaci vada a ritirare l'affitto presso la sala di Via delle Canarie, tant'è che emerge la lamentela
per il fatto di dover pagare l'affitto a una terza persona. Questo commento viene fatto proprio nel corso di questa conversazione, però viene ribadito che questo è l'accordo che aveva preso lo Scardaci e che quindi aveva ricevuto appunto come dire, l'invito a presentarsi presso quella sala per riscuotere l'affitto di ottobre. Un'ulteriore conversazione che è sempre significativa in relazione all'utilizzo privato dell'appartamento di via Valorlando è quella, cioè sono diverse sinceramente. Una prima è quella registrata il 3 ottobre alle 17:29 e mi riferisco al progressivo 9450 sempre del RIT 6244. È una conversazione avvenuta tra Ardovini Emiliano e Carfagna Mauro. Nella prima parte della conversazione si parla sostanzialmente della regolarizzazione di un'altra sala da gioco. È una sala da gioco ubicata sul territorio di Roma, nel quartiere Tuscolano. Poi dirò in merito a questa sala da gioco perché è un argomento a parte. Nel proseguio del colloquio sostanzialmente si rileva la lamentela dell'Ardovini di aver fatto numerosi spostamenti tra Roma e Ostia e quindi si duole del fatto che se invece il dirigente avesse avuto degli impegni sentimentali per quel giorno ad Ostia, sicuramente si sarebbe risparmiato questo andirivieni tra Roma ed Ostia, perché evidentemente sarebbe rimasto appunto sul territorio di Ostia e si rileva che tra le due case a disposizione l'Ardovini ha accompagnato il dirigente nella casa di Roma, cioè nella casa della famiglia. Quindi aspetti un attimo, perché allora, però qui dobbiamo fare una, come dire, una prolessi, cioè un'anticipazione di un tema futuro. Perché lei si fa riferimento in questa intercettazione agli impegni sentimentali. È risultato nel periodo di osservazione il Franco aveva una relazione sentimentale con qualcuno? Se sì, no, e soprattutto se questa persona frequentava la casa a cui stiamo facendo riferimento. Questo, se no, non si comprende il contenuto delle successive intercettazioni. Poi diremo, sulla base, oltre che essere una persona che viene indicata come teste in questo procedimento, ma serve per comprendere il significato, e quindi mi sono spinto in questa anticipazione, diciamo, sì, assolutamente sì. Non avevo fatto cenno solamente perché stavo andando in ordine cronologico. Sono emersi dei rapporti appunto per tale natura tra il dirigente Franco e una donna, Gonfloni Silvia, proprio in ragione di questo rapporto c'è appunto è il motivo della locazione di questo appartamento. Quando avevo fatto cenno a finalità private intendevo proprio questo. Questo particolare, e ripeto ancora una volta, non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni, ma emerge dall'attività di discussione peraltro fatta proprio dall'ufficio di procura. Comunque ci sono i servizi di osservazione. Cioè nel contesto di quelle già richiamate annotazioni, un altro aspetto che viene alla luce è proprio questo discorso qui, cioè il rapporto appunto tra la Gonfloni e il dirigente, che peraltro
la donna emerge nel contesto di un'altra vicenda che vedremo dopo, che è quella che ha riguardato il tentativo di installazione di un apparato di localizzazione satellitare GPS sull'autovettura, giusto come flash, sull'autovettura in uso al compagno della Gonfloni, Gersole Massimiliano, e nel contesto di questa attività, di questo tentativo dell'accesso in banca dati, perché in relazione a quella vicenda c'è praticamente tutta una, chiamiamola, attività di osservazione tra virgolette e di pedinamento fatta dal dirigente proprio nei confronti del Gersole, e quindi nel contesto di questa attività nascerà, come poi dirò in meglio, l'esigenza di dover applicare un apparato GPS. E quello sarà, tra l'altro, oggetto di precise imputazioni, diciamo, poi lo analizzeremo nel dettaglio, ma era necessario creare subito il link, anche perché sennò non si comprendono le conversazioni successive. Allora, quindi sostanzialmente, per continuare questa vicenda relativa all'appartamento, quindi già diciamo è emerso in questo momento storico, diciamo, il fatto che questo rapporto fosse ovviamente a conoscenza di altre persone, nella fattispecie Lardovini, e questo emerge anche in una successiva telefonata, quella di cui al progressivo 19.111 del 12 novembre successivo, perché è una conversazione intercorsa tra Carfagna, appunto, e Ardovini Emiliano, e si parla proprio di questo rapporto e del fatto che è sotto gli occhi di tutti, e che appunto il dirigente non riesce a prendere una decisione, diciamo così, insomma, sì, nell'ambito di questo. Poi sono numerose le conversazioni successive, dalle quali emergono i ritardi nei pagamenti, i ritardi dei pagamenti che il Carfagna fa per questa abitazione, perché sostanzialmente Scardaci, per riscuotere i canoni di locazione, si rivolge quasi sempre a Sagliocco, che puntualmente poi riporta la lamentela dello Scardaci al Carfagna. Nel colloquio, in uno dei primi colloqui, perché ce ne sono, allora, dunque, faccio riferimento ai progressivi 2874, 8357, 8768, 8865 e 8866, sempre del RIT 6766. Sostanzialmente si registrano tutte queste lamentele da parte dello Scardaci, e si rileva anche un particolare che poi è stato confermato anche dall'attività di escussione, ovvero dell'intenzione del dirigente di rimanere, contrariamente a quelli che erano stati gli accordi iniziali, fino alla fine dell'anno, anche nel mese di gennaio del 2016, cosa che effettivamente, appunto, avviene. Da ulteriori conversazioni, e parlo del progressivo 9072, 9075, 9079 e 9531 del medesimo RIT 6766, sono conversazioni sempre tra Sagliocco e Scardaci, e si rileva l'intenzione, proprio perché lo Scardaci non riesce a riscuotere questo denaro, di parlare direttamente al proprietario
ed informarlo sostanzialmente che l'affitto non viene pagato, e quindi di informare di questo l'inquilino, ovvero il dirigente franco, a ulteriore dimostrazione che ovviamente non è quest'ultimo che paga il canone di locazione, altrimenti il proprietario, che ha avuto modo di parlare con il dirigente, come vedremo più avanti, avrebbe potuto benissimo chiedere direttamente all'inquilino i mancati pagamenti. No, ma non è una valutazione, ho detto che c'è. Si è detto che lo dice nelle telefonate, mi pare, sta dicendo? Sì. Ah, vabbè, c'è la deduzione, d'accordo. C'è una conversazione, comunque poi vabbè, la vedremo. Riguardo a queste, come dire, a questa sorta di avvertimento che fa lo Scardaci al Sagliocco, del fatto appunto che i canoni non vengono pagati e che quindi di questo si vuole informare il proprietario, si ha cognizione nelle conversazioni aventi progressivo 9638 24 717, sempre del RIT 6766, e 9642. Perché il Sagliocco parla con Scardaci nel corso di queste conversazioni proprio per rassicurarsi che non abbia riferito nulla all'inquilino, che il proprietario non abbia riferito nulla all'inquilino, cioè al dirigente franco, del fatto che Carfagna non sta pagando i canoni di locazione. Viene tranquillizzato in questo senso dicendo che il proprietario si è limitato soltanto a informarsi su quando libererà l'appartamento, perché come ho detto prima era previsto il dicembre del 2015, invece poi è stato spostato al gennaio 2016, e di questo fatto altrettanto viene tranquillizzato il Carfagna, appunto che ACP, l'acronimo con cui in questo caso viene chiamato il dirigente, è stato chiesto soltanto quando libererà l'abitazione, e nell'occasione dal colloquio avuto tra Carfagna e Sagliocco, Sagliocco viene invitato a contattare Oscardaci per recarsi presso la sala a ritirare 250 euro come acconto riferito alle pendenze che sono in atto, diciamo, per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione. Dunque, che altro? Allora, dunque, questa lega ancora una volta i due procedimenti, la prossima intercettazione. Esattamente, perché il 22/12, quindi il 22 dicembre 2015, vengono registrate alcune conversazioni telefoniche, ed ulteriori conversazioni telefoniche vengono registrate anche il 28/12. Da queste conversazioni si apprende che, in questo caso viene chiamato il comandante, si sarebbe informato dell'esistenza o meno di un contratto d'affitto, ovviamente per l'appartamento di via Paolo Orlando, e questo interessamento, questa richiesta, ovviamente viene riportata dal Scardaci a Sagliocco, che, come ho accennato prima, fa da tramite solitamente con il Carfagna, e quindi dell'intenzione di preparare questo contratto d'affitto formale, che evidentemente non c'era, ma di non intestarlo al dirigente. Perché? Perché lo Scardaci chiede a Sagliocco
sostanzialmente i dati di colui che deve essere apposto come intestatario sul contratto di locazione, cosa che a sua volta poi verrà chiesta al Carfagna da parte del Sagliocco. Quindi, ancora una volta, anche in questa conversazione emerge l'intenzione o comunque l'eventualità o l'opportunità, se vogliamo, di intestare questo contratto di locazione ad una società del Carfagna, perché comunque si ipotizza di poter recuperare un qualcosa tramite l'IVA. La data non è indifferente, quella del 22. No, infatti ci stavo arrivando, perché è significativa. La mia è semplicemente un'enfasi, non è sì, che sì, sì, no, sapevo no, che lei ci arriva. È per mettere in risalto, è sì, una no, tecnica no, così. Perché già comunque l'ho accennato prima, il 21 la conversazione è del 22 dicembre, il 21 dicembre c'è appunto la notifica fatta al dirigente delle informazioni di garanzia in relazione all'altro procedimento penale. Tra l'altro in quel procedimento penale, tra le situazioni contestate, vi è proprio la frequentazione di quell'appartamento con l'autovettura di servizio. Quindi è questo il punto significativo, l'aspetto significativo del perché avviene il 22/12 questa richiesta. La conversazione è dunque, non so se l'ho detto a questo punto, comunque il progressivo è il 10.309 del RIT 6766/15, 10.890 del medesimo RIT e 27.283 del RIT 6244. 22/12? Queste sono la prima, chiedo scusa Presidente, la prima è del 22/12, le altre due, 28. come avevo accennato, sono 28. del 28/12. Sì, però scusi, quella della registrazione, dunque... Quella della registrazione è del 22 e del 22/12, delle 12:15. Sì, due del 22, sì, ok, due del 22 e una del 28. Ok, chiarissimo. 2 del 22, cioè 10.309 e 10.890 sono tutte e due del 22? Sì, e mentre la terza è del 28. Solo la 27.283 che è del 28. Sì. No, chiedo scusa, anche quella 10.000. Ah no. Infatti no, così aveva sì, hai ragione, detto. ho sbagliato io. La Solo la prima. Sì, la prima è del 22 e le altre due del 28. Sì. Dunque, ulteriori conversazioni sempre riguardanti questa vicenda sono quelle registrate al progressivo 29.117 e 29.833 del RIT 6244, la prima del 7 gennaio e l'altra dell'11 gennaio, perché sostanzialmente si rileva che Scardaci sta continuamente reclamando su sollecitazione del proprietario il pagamento delle pendenze dell'affitto, minacciando la rivelazione al dirigente del fatto che appunto il Carfagna non sta provvedendo a pagare il canone di locazione. Mi sembra di averlo già accennato prima. Significative sono le conversazioni invece che avvengono direttamente tra il dirigente Franco e il proprietario dell'appartamento, Bellia Renato, e sono le conversazioni del 26 e del 30. Allora, la 581 e la 591 del 26 gennaio, la 870, la 871, la 883, la 885 del 30 gennaio, perché sostanzialmente sono colloqui appunto che fanno riferimento alla restituzione da parte del dirigente
delle chiavi dell'appartamento e del fatto che è in atto il trasloco degli effetti personali, delle cose personali che erano state messe all'interno dell'appartamento. Peraltro anche dopo comunque il mese di gennaio, come ho detto, mese in cui l'appartamento è stato lasciato, c'è un'ulteriore conversazione, quella del 26 febbraio delle 16:25. Progressivo è il 18.868 e il RIT è il 6766, una conversazione tra Sagliocco Francesca e Scardasci Alessandro. Sì, dico bene, Scardasci Alessandro. Ovviamente si conferma che l'appartamento è stato liberato, ma che ancora ci sono delle pendenze che lo Scardasci sta reclamando a Carfagna attraverso Sagliocchi. Anche in questo caso si rileva appunto l'intenzione del proprietario. Ovviamente il Sagliocco viene portato a conoscenza dall'interlocutore dell'intenzione del proprietario di chiamare direttamente a questo punto l'ex inquilino per informarlo che appunto i canoni, le rimanenze, le pendenze ancora devono essere pagate. Quindi ancora una volta praticamente ci si rivolge a Carfagna per reclamare il dovuto e non direttamente al dirigente Franco. Poi, come ho detto, a suffragare quanto emerso dall'attività tecnica ci sono le annotazioni relative ai servizi d'osservazione e in particolare saranno da segnalare quelle sempre del 4 novembre, 5 novembre, 6, 9, 10, 12, 13 novembre sempre. Vabbè, sono annotazioni sulle frequentazioni, dell'appartamento. Poi, come ho accennato, direi che appunto è... Sì, no, allora diciamo questo dato oggettivo, ma serve solo come dato oggettivo perché c'è un'intercettazione che è significativa. Cioè questo ufficio ovviamente provvede all'escussione di Renato Bellia e di Alessandro Scardasci, peraltro sono indicati nella lista testi e li sentiremo. Sì. E comunque, senza entrare nel merito, sono confermate le circostanze relative agli importi, alla durata. Quello lo vediamo. Sì. Quello no, ma è interessante. Allora, innanzitutto abbiamo in quel frangente sono state acquisita della documentazione offerta da Bellia, ma quella poi la produrremo quando sentiamo Bellia. Esatto. Però è importante quando sono stati sentiti, perché quando sono stati sentiti da questo ufficio, peraltro li ho sentiti io, ci sono delle intercettazioni telefoniche a corredo, diciamo, di interesse. Sono pochissime conversazioni, però dal tenore di queste conversazioni... Allora, vediamo diciamo, la data, perché... Allora, la data, perché è importante, discussione, è il 5 maggio. Esatto. È il 5 maggio in cui viene escusso Scardasci. Esatto. L'escussione di Scardasci ha una ricaduta immediata sull'attività tecnica. Infatti alle 18:41 del 5 maggio appunto noi registriamo un messaggio SMS inviato da Carfagna al dirigente Franco, con il quale sostanzialmente si chiede di essere chiamato urgentemente. Alle 19:04 seguenti, evidentemente Carfagna non riceve riscontro a questo messaggio e chiama direttamente il dirigente e viene esternata appunto la necessità di avere urgentemente un incontro.
in maniera esplicita non si vuole parlare per telefono in relazione all'oggetto di questo incontro, cioè per quale motivo deve essere, si vuole avere appunto questo incontro. Peraltro il Carfagna viene anche sollecitato a farlo addirittura a mezzo WhatsApp, quindi utilizzando una piattaforma che naviga su rete internet e non su normale rete telefonica, però non viene esternato nulla, non emerge alcun particolare riguardo all'oggetto del discutere. E quindi però si riesce a comprendere da ulteriori conversazioni che il motivo dell'incontro è che bisogna discutere in relazione a quello che ha saputo proprio in quel momento il Carfagna in relazione a quanto accaduto nel corso della mattinata. Nel corso della mattinata è appunto avvenuta l'escussione dello Scardaci. Le telefonate intanto sono la 2060 del RIT 1744 e dell'SMS a cui ho fatto riferimento, e la 2064 sempre del RIT 1744. Quindi la 2065, la 2069 e la 2071 del medesimo RIT 1744. Viene concordato un incontro quindi tra i due su via Cristoforo Colombo all'altezza del grande raccordo anulare, in ragione del fatto appunto che telefonicamente non si è voluto commentare in alcun modo l'oggetto del discutere, insomma. La conferma che il contenuto di questo, cioè del motivo di questo incontro richiesto così urgente, ha attinenza con l'escussione dello Scardaci e quindi dell'attività di indagine in corso, emerge dalla successiva conversazione intercettata tra il dirigente Franco e Gonfloni Silvia alle 19:43 successive, quindi praticamente sono sempre del 5 maggio, quindi sono tutte conversazioni a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, perché nello giustificare il fatto che il dirigente si sta recando a questo incontro viene fatto riferimento al fatto appunto di doversi incontrare con la persona della casa, quindi viene fatto riferimento esplicito al problema della casa. E questa è la conversazione di cui al progressivo 2072 sempre del RIT 1744. Presidente, diciamo, io il prossimo capitolo non è possibile affrontarlo in pochi minuti, cioè nel senso che sono diversi. Già il prossimo, cioè non riusciamo a chiudere nemmeno un prossimo capitolo. Tra l'altro io ho delle emergenze in ufficio e non so come, diciamo, dividermi. Quindi chiedi di proseguire alla prossima udienza? Sì, io devo proprio scappare. Vabbè, tanto sono le 5 meno un quarto, insomma, non è che... Non è manco il 5 meno. No, quello... Allora, prosecuzione 15/7/2019, ore 13. Non ci sarà nient'altro, cercheremo di essere puntuali. Ottava collegiale. Qui invita fin d'ora qui invita fin d'ora il test a ricomparire senza ulteriori avvisi. Allora
No, non la frequento. Ma, sì, ma non sono mai stato al Mare Aostria, figuriamoci. Vado a Sperluvio. Buongiorno Presidente, di nuovo arrivederci.